Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Come avete visto dal titolo, oggi parliamo di egregori infestanti. Questi egregori infestanti che praticamente ci condizionano la vita e la rendono un attimino un po' birichina. Quindi, prima di iniziare questa piccola micropillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Legale Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove al lunedì sera con Telegram teniamo un percorso esoterico legale al vostro Marietto Veneziano. E se vi scappa anche un super like è sempre ben accetto. Bene, vediamo un po' questo discorso degli egregori. Prima di tutto gli egregori sono praticamente delle forme pensiero che a un certo punto, se fatte ripetitivamente e in un certo senso fatte con un rito operativo, oppure anche senza riti operativi ma fatti coscientemente e incoscientemente ma in modo ripetitivamente, queste egregore si formano. Ci sono delle egregore in un certo senso leggere ma molto potenti, e ci sono invece delle egregore che sono fatte come si suol dire in modo coscienzioso, no? Nel senso, ma senza riti operativi, e queste ad esempio possono essere queste egregore che si trovano ad esempio in modo molto importante negli ultimi 10 anni nei social. E quindi succede che molte persone nei social vengono infestati da egregore che definirei dinamiche, proprio perché questi social nascono e muoiono, e anche questi gruppi che si formano in questi egregori nascono e muoiono, nel senso si disgregano, ma finché questi social e questi gruppi di social restano attivi, queste egregore in un certo senso si formano. Molto probabilmente chi le forma non si rende neanche conto, ma che prendono forma e hanno anche proprio una loro coscienza. E quindi cosa succede? Ad esempio, ipotizziamo che venga fatta un'egregora, non so, per i tifosi di una determinata, cioè un gruppo, venga fatto un gruppo per un determinato tipo di sport. Ecco, in quel gruppo si formerà un'egregora, e questa egregora cercherà di sopravvivere quando diventa abbastanza forte da capire di avere una minima coscienza. E quindi se questi tipi questi soggetti che fanno parte di questo gruppo sport cercano di lasciare il gruppo, l'egregora cercherà di non lasciarlo andare, e quindi perché perde in un certo senso energia. Questo però è solamente un piccolo disegno di come è fatto un'egregora infestante, perché potrebbero esserci ad esempio gruppi esoterici che magari senza rendersene conto, ad esempio gruppi in cui si lanciano angeli colorati, luce colorata e astronavi che scendono con alieni che dicono come andrà il mondo, o reti magnetiche intorno a questo pianeta e quant'altro, che quando le persone entrano vengono bagliate da tante belle parole. Però il problema è questo, che le parole sono belle, però danno energia partecipando. E cosa succede? Succede che vai un giorno, vai 2 giorni, vai 3 giorni, lasci un messaggio, leggi, questa egregora si forma, molto probabilmente neanche il fondatore sa che sta creando un'egregora infestante, e quando questa egregora diventa forte, abbastanza forte da capire che può tenere sotto controllo i propri iscritti a questo gruppo, cerca di tenerli stretti. E quindi è come se mettesse delle piccole ancore mentali dentro i partecipanti. Quindi quando si entra in certi gruppi di angeli colorati, arcangeli, gente che canalizza ogni santo patrono di questo universo cosmico, sente messaggi, lancia luce, fratelli di arcobaleni, fratelli di Saturno, Giove, insomma di tutto. Oggigiorno ci sono gruppi che ci sono canalizzatori di tutto, neanche fossero degli idraulici. Beh, a questo punto
bisogna rendersi conto che la situazione non è delle più eleganti, perché entrando in questi gruppi, queste egregore, quando voi entrate, vi vedono, vi notano, anche solamente a iscrivervi, e quindi quando voi lascerete o non ci andrete più, praticamente queste forze, queste egregore forze, cercheranno di tenervi dentro, e quindi cercheranno, anche se voi non lo sapete, cercheranno di risucchiarvi la vostra energia. Quindi cosa bisogna fare in quel caso lì? In quel caso lì vostro marietto ha dato nel sito del capitano.altervista.org e nei gruppi di Facebook alcuni circuiti radionici che si possono usare per tagliare questi legami negativi energetici, e questo è già una buona strada. Oppure fare un bel lavaggio energetico, questo chiaramente a livello professionale, importante. Ci sono dei lavaggi energetici leggeri, ma ci sono anche lavaggi energetici importanti, no? Che per farlo ci vogliono almeno un'ora di lavoro, e questo tanto per iniziare a tagliare queste egregore che si sono appiccicate a voi senza che voi ve lo potevate neanche immaginare, quando siete entrati ad esempio in questi tipi di gruppi social, che sono esattamente, hanno la stessa importanza a livello eterico e astrale che iscriversi in un gruppo, non so io, di cucina reale, in cui voi prendete la macchina, uscite e andate in questo gruppo, fans club, non so io, di una squadra di calcio, o in un gruppo di cucina serale, no? Questi egregori nascono solamente, la differenza è che un gruppo di cucina serale fisico, magari dopo 3 settimane che voi lo frequentate, si scioglie e se ne va. Invece un gruppo su un social può durare anni. E quindi se io adesso ho parlato di social tranquilli, di gruppi tranquilli, ma se voi entrate in un gruppo di magia, dove chiaramente si fanno anche riti operativi di una certa intensità, ad esempio anni fa, 7-8 anni fa, avevo sentito, non ci sono mai entrato, di un gruppo di un tizio che aveva un gruppo di voodoo. Chiaramente se voi entrate in un gruppo così, non dico che vi lasciate le penne, ma vi lasciate molta energia eterica, e quindi la vostra vita chiaramente avrà un cammino un pochettino in salita dopo che ne sarete usciti, perché questa egregora cercherà di non farvi andare via, e in ogni caso gli avete lasciato la possibilità di mettervi nel vostro campo, nei vostri corpi sottili, un'ancora, e cercherà tramite queste ancore di succhiarvi delle energie. Ed è per questo che alcune volte dopo anni si sentono ancora dei contraccolpi che non si capisce da dove vengono. Bene cari amici, anche oggi il vostro marietto veneziano vi ha dato una piccola pillola. Vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di De Garda e Marietto Veneziano, e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!